Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su Fly Simulator X, ragazzi, giro del mondo, tappa 2, Bologna, Palermo. Raga, siamo pronti per questa seconda tappa un po' più lunga, 390 miglia, però voglio partire subito perché non voglio perdere tempo, andiamo. Vai Comendone. Siamo con un Airbus della EasyJet. Vai Comendone, devi volare. Andiamo con l'aereo di linea perché è una tappa più lunga, chiaramente. Vai che partiamo. Destinazione Palermus. Vai Comendone. Sfruttiamo tutta la pista, ragazzi, perché non si sa mai. Qua rischiamo di fare il cazzatone comendiano. Vai, vai su, vai su, vai su, vai su. Perfetto. Ragazzi, siamo partiti. Salutiamo Bologna, eccolo là. E andiamo verso Palermus con il nostro EasyJet. Con il nostro Airbus super figo. Molto molto bene. Super viratona a sinistra, direzione Sicilia. Ragazzi, siamo in salita per 16.000 e inizia il momento Quark. Pam, 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 pam. Allora ragazzi, veramente siamo partiti da Bologna, quindi la tappa è Bologna-Palermo, 390 miglia. E di Bologna abbiamo già detto tutto, l'opera d'arte più bella è Emilia, e Emilia che lo magna, ragazzi. Veramente, viva il mangiare e viva le zoccolone di Bologna. Questo proprio per dare profondità a questo momento Quark. E Palermo, ragazzi, che dire di Palermo? Secondo me c'è una cosa incredibile, un monumento poco considerato. Allora, in questo periodo di crisi c'è un imprenditore che regala lavoro, ma allo stesso tempo te lo toglie dopo un secondo. E questo è Maurizio Zamparini, ragazzi. Questo è il monumento di Palermo, il Zampa, uno che crea lavoro e distrugge lavoro nello spazio di un secondo. Quindi viva il Zampa. Comunque, a parte questo, Palermo è un'altra bella città, come tutta la Sicilia, che è fantastica. E niente, sicuramente Piero, Alberto, Angela sono un po' invidiosi di questo momento Quark comendiano. E niente, raga, il momento comendiano, il momento Quark è andato. Pam, 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 pam. Buono ragazzi, ci siamo stabilizzati a 16.000 e qua stiamo sorvolando, siamo verso Grosseto qua, mancano 298 miglia e siamo forse di qua a Grosseto, qua, questo punto qua. Comunque lo spettacolo dell'Italia anche dall'alto è meravigliosa, cioè non c'è poco da fare. Comunque sto aereo è fatto veramente bene, anche i rumori, tutto quanto, veramente un bellissimo aereo. Mamma mia, spettacolo puro, ragazzi. Siamo vicini anche al Mar Tirreno. E siamo ancora in Toscana, siamo tra la Toscana e il Lazio, secondo me. Qua dal punto di vista dei passeggeri, molto bene. E qua dalla cabina del Comendone veneziano. Comunque ragazzi, i momenti Quark chiaramente sono ironici, nel senso, le città italiane sono tutte meravigliose, quindi tutti hanno dei veri monumenti, dei veri cioè secondo me l'Italia è un'opera d'arte tutta quanta, dalla città più deficiente alla città più incredibile. Solo che il momento Quark è il momento, insomma,
di vaneggio, dove praticamente al posto delle opere d'arte e dei musei, queste stronzate qua, che sono le cose fondamentali, il commendone va a sparare cazzate con altri tipi di monumento. Tipo per esempio a Milano quale può essere il monumento più incredibile? Il Milan chiaramente, per me, per un interista magari l'Inter. E così insomma, ecco, voglio specificare sta cosa perché magari qualcuno dopo si offende che insomma Bologna non ha solo la gnocca e il mangiare, ma anche tantissime altre cose belle. Bene, bene, allora qua siamo tutto tranquillo, siamo in quota crociera, perfetto raga, stiamo andando alla grande, speriamo di fare un altro bel atterraggio e speriamo che Palermo sia fornita di ILS perché sennò so cazzi, anche perché non ho ancora guardato il tutorial per l'atterraggio col VOR, anzi vi ringrazio per i consigli che mi avete dato, devo andare a guardare il tutorial. Guarda, guarda che bello ragazzi, guardate che spettacolo. Cioè, con la grafica è migliorata, però è tutto un altro gioco rispetto al Giro del Mondo, ragazzi. Cioè, il Giro del Mondo l'ho fatto veramente con una grafica di merda. Buono ragazzi, siamo vicini, ormai siamo nel Mar Tirreno e qua c'è Rome, ragazzi. Con tutti i suoi 50.000 aeroporti. Quindi qua c'è Rome, molto bene. E adesso entriamo insomma, a sorvolare il Mar Tirreno e poi ragazzi, davanti a noi la Sicilia. Veramente una rotta bellissima, tranquilla. Vediamo dal punto di vista qua. Molto bene. E qua siamo dalla cabina ragazzi. Comunque qua c'è Rome raga. Qua c'è Rome. Oh ragazzi, siamo in pieno Mar Tirreno, 160 miglia, 25 minuti all'arrivo. Eccolo qua. Il nostro Airbus è proprio, sta sorvolando il mare. Ormai la costa è lontana, l'Italia e Roma è lontana. E siamo in direzione Sicilia ragazzi. Comunque qualcuno mi ha chiesto dove scarico gli aerei, così avevo messo su un video che adesso non mi ricordo quale perché il commendatore chiaramente è rincoglionito, potevo anche guardare prima di fare il video. Sui video, quello là, uno dei video precedenti che può essere gli ultimi 3 video, praticamente avevo messo il link ah sì, adesso mi ricordo, quello che è la tappa di Ibiza. La tappa di Ibiza che era, non so se non mi ricordo dove sono partito, da Firenze se non mi ricordo, no, forse dalla Sardegna, ho fatto Sardegna, Ibiza o Genova, Ibiza, se non ricordo, e ho messo tutti quanti i link dove scaricare gli aerei, chiaramente a pagamento però, perché io ne ho scaricati tanti a pagamento e anche scenari. Questo per esempio invece è gratuito, l'ho scaricato dove l'ho scaricato non mi ricordo, da un sito straniero, però non quello italiano. Comunque adesso ragazzi, io aspetto i commentini, se volete sapere nel dettaglio dove scarico gli aerei, mi mandate un messaggino sotto il video e dopo metto tutti quanti i link in descrizione. Poi ho sentito anche che adesso praticamente YouTube è cambiato, che se non commenti il video, se non metti mi piace, non vedi più in home page i video. Io ragazzi lo sapete, io non sono tanto per queste cose, però se avete voglia di seguire il commendone, cazzate un mi piace o un commentino, quel cavolo che volete, così potete seguire il canale del commendone, sempre avere sempre in home page i vaneggi comendiani. Certo che veramente YouTube sta cambiando in maniera incredibile, è sempre in negativo. Io sinceramente non ci sto neanche tanto dietro, sinceramente, perché mi sembra abbastanza, cioè, fanno sempre cagate, tra la grafica che fa sempre più da cagare, secondo il mio modesto parere. Adesso queste cose qua io non lo so sinceramente. Comunque l'importante insomma come si dice, è avere la possibilità sempre almeno di caricare qualche video e di giocare insieme a voi, ecco, perché fra un po' ci sarà anche l'opzione, se non carichi più di 10 video al giorno non puoi più avere un account YouTube, cioè, perché fra un po' arriveremo anche a questo secondo me, cioè,
Non lo so, sinceramente non capisco tutti questi cambiamenti che vanno solo a rompere le balle e a far più confusione, secondo me. Ragazzi, è arrivato l'avvicinamento. Allora, ILS per fortuna, pista 25, molto bene. Ormai siamo a 80 miglia, mancano 10 minuti. Non vedo l'ora di fare sto atterraggio, speriamo bene, dopo il primo è stato positivo. Speriamo di fare un altro buon atterraggio, anche perché dopo il giro del mondo, ragazzi, voglio fare insomma un giro d'Italia un po' più decente, perché veramente era una merda biblica, poi con l'F18, cioè cosa cazzo vado a fare il giro del mondo con l'F18? Ecco, quella è l'unica pecca del giro del mondo, veramente, che non ero ancora tanto esperto di fly. Sì, adesso non è che sono esperto, sono una mezza pipa anche adesso, però quantomeno insomma so qualcosa di più rispetto a prima. Buono ragazzi, ora siamo in fase di avvicinamento, 33 miglia, 8 minuti. Siamo in discesa a quota 3008. Rallentiamo. Virare a sinistra per prua 160. Ok. Qua ho messo la radio. Ho messo anche il selettore qua. Conferma istruzione. Perfetto, ormai ci siamo, raga. Vai ragazzi, che ci siamo. 22 miglia. Speriamo di aver fatto tutto in maniera corretta. Le impostazioni le ho fatte tutte. Radio messo, la frequenza. La prua, l'all course, come cazzo si dice, impostata a 2.45. E adesso vediamo di avere l'allineamento con la pista. Oh, la nostra bella Sicilia, eccoci qua. E adesso vediamo, speriamo di aver fatto cazzate, speriamo che anche l'aereo, come si dice, sia a posto, che le strumentazioni sono corrette, perché ogni tanto quando vai a scaricare un aereo gratuito rischi sempre di beccare vaneggi. Speriamo bene ragazzi. Però devo controllare una cosa, però qua è corretto? Teoricamente sì. Però non sento il rumorino. No, no, ci siamo, ci siamo. Perfetto. Dai che ci siamo. Come non è a volte ha paura di far cazzate, invece... Ok, siamo in allineamento. Adesso dobbiamo anche andare giù tra poco, però è che la cosa sempre più affannosa. Che per esempio ho notato, quando ho scaricato lo scenario di Venezia, che ho un problema che non riesco più, cioè riesco ad allinearmi alla pista, però non c'è più il sentiero di discesa. Io ho paura di aver fatto una cagata, nel senso, con lo scenario diverso di quello di default, probabilmente c'è questo bug, non lo so. Ok raga, siamo allineati. Siamo allineati ragazzi. Adesso godiamoci la Sicilia. Roger, Roger, autorizzazione all'atterraggio affermativo, lei può atterrare. Ok, molto bene. Siamo perfettamente allineati, comunque guarda che roba. Guarda il mare meraviglioso. Ecco della torre, dal punto di vista dei passeggeri. E dal mio punto di vista, che è quello più importante. Ok, siamo anche in discesa, mamma come godo. Godimento libidinoso come indiano. Ok,
Ok. Vai raga. Eccoci qua. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Non possiamo sbagliare. Vai di carrello obeso. Eccolo qua. Param pam pero però pom pom pom. Guarda che bello il mare. Ecco qua, punto di vista dei passeggeri, stupendo. E adesso però il mio punto di vista, quello più importante. La pista non è mi sembra lunghissima, oh cazzo. Stiamo calmi perché la pista non è proprio lunghissimissima. Speriamo bene. Concentrazione massimale. La velocità è perfetta. Siamo perfetti secondo me. Roger, Roger. Rabbit, Rabbit. No, stavo pensando però agli atterraggi vaneggiosi con l'F18. Comunque ragazzi prometto una tappa con l'F18. C'è veramente una promessa che... No, senza pilota automatico, solo col GPS e vediamo cosa conviene al commendone. Autorizzazione a atterrare sulla pista 25, bene. Ok, ciao stronzone. Godiamoci il paesaggio ancora. Ragazzi, la prossima tappa è Palermo-Catania, quindi tappa corta, veloce, però è Palermo-Catania. Qui ci speriamo anche dall'altra parte della Sicilia. Chiaramente non in tutte le regioni vado a fare 2 città, ma per esempio sulle isole, anche la Sardegna, ci sarà sia Olbia che Cagliari, quello sì. Ecco che sta arrivando l'aeroplanino, che tanto piccolo non è. Dai che voglio fare un atterraggio da pro, cazzo. Don't shake. Oh cazzo. Siamo troppo lenti forse? No, non dirmi che se arrivo prima mi girano i coglioni, ragazzi, è ufficiale. La cosa è abbastanza ufficiale. Mamma mia. No, dai, ci siamo in realtà. No, no, ci siamo, dai che ci siamo. Vai, siamo in manuale adesso. Ho preferito andare io perché non mi fidavo, sinceramente. Vai. 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 Vai, belli morbidi. Dai, abbastanza morbidi. Devo ancora migliorare un po' il tocco. Però rispetto al giro del mondo, ragazzi, tutto un altro commenda, Devo sempre sistemare questo discorso, forse devo calibrare il joystick e la cloche qua, perché appena, come si dice, vado di manuale, subito tende a spostarsi l'aereo e non è una cosa molto positiva. Ok, uscire appena possibile. Siamo arrivati ragazzi, siamo a Palermo. Buono raga, anche la seconda tappa è andata. La terza abbiamo detto Palermo-Catania, poi penso quasi al 100% Catania-Bari. Che a Bari c'è lo scenario anche quello più bello, tipo Venezia. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.